Siamo nel punto logistico militare della Prima Guerra Mondiale. Adesso andiamo avanti e vediamo un punto dove la gente dormiva, postazioni militari del 15-18. Ovviamente vabbè, c'è nebbia e un po' così. Allora, qua praticamente all'inizio ci sono anche gli aganci, mettevano le tele per ripararsi dalle correnti d'aria. Andiamo pure avanti, qua dormivano, mangiavano, si faceva tutto insomma. Queste postazioni qua che vedete a sinistra, ovviamente sparavano, e più avanti vediamo i punti dei mitragliatori, anzi di cannoni. Adesso qua sarà buio, non si vedrà niente. Magari interrompi anche dove non ti vedi. Adesso ci avviamo verso a un punto strategico militare. Ovviamente la gente a quel periodo mangiava da cani, vestita da cani, freddo, moriva più gente da freddo, da mangiare o da infezioni, perché lo Stato ovviamente come sempre non aveva soldi da mettere. Qua hanno rifatto tutto perché un anno fa qua era chiuso, hanno rifatto tutto quanto nuovo. Questa è un'altra postazione dove sparavano e il percorso continua. La nebbia persiste, quindi non si può capire dove siamo. Il grande Fabio fa una grande panoramica storica. Sì. E adesso fermate perché non so più cosa dirti.